Pistole, fucili, baionette, ma anche spade e pugnali utilizzati dai soldati durante la Grande Guerra. Sono oltre 910 le armi da fuoco e bianche custodite nel Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Un patrimonio di grande valore storico che necessita di manutenzione, e il Comune di Vittorio Veneto ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'Esercito italiano per l'esecuzione di quelle riparazioni necessarie a riconsegnare a queste armi storiche il loro pieno valore affinché vengano poi esposte nel museo. Significa soprattutto fare quella necessaria manutenzione che mai era stata fatta a un patrimonio di armi da fuoco e bianche che costituiscono un unicum all'interno della rete dei musei della Grande Guerra. Un lavoro di manutenzione, quello di queste armi storiche, che mette al servizio dei musei cittadini la professionalità degli uomini dell'Esercito italiano. I lavori saranno eseguiti da un team di esperti dei reggimenti dipendenti della Brigata Ariete. È un impegno morale perché quello che può sembrare banalmente un intervento manutentivo e di ripristino di talune armi di questa bellissima esposizione museale è in realtà un omaggio indiretto al culto della memoria storica del nostro Paese e del doveroso omaggio a quei caduti, tanto militari quanto civili, che ebbero a patire le sofferenze della Prima Guerra Mondiale. Un patrimonio che il Comune di Vittorio Veneto vuole valorizzare, magari in vista di una futura esposizione di tutte le armi custodite nel museo. È un onore perché significa avere un patrimonio culturale inestimabile, ma è anche un onere perché significa avere il dovere morale, quantomeno, di valorizzarlo e di conservarlo al meglio.